Jasna Tuta ni običajna jadralka. Njen obraz izžareva neizmirno srečo, ki jo ima le tisti, ki resnično stopa po svoji življenjski poti. Jasna po njej pravzaprav jadra, obdana z neopisljivo modrino oceana in svežim svobodnim zrakom, nasmejano pove. Življenje na jadrnici je spoznala z Rikom, ki je njeno sonce. Po skoraj 3 letih priprav sta se poslovila od varnega Cortezovega morja in se podala na enomesečno plovbo čez Tihi ocean. Nama je bilo tako nekaj, tako kot je za gornike recimo Everest, ne? Te kliče, veš, da je tam in nekega dne, v bistvu nisi v miru, dokler tega ne narediš. Sunkovitega vetra, kot je domača burja, ki nama je na sončen dan kuštrala lase, ni na oceanu. Veter je močan, a konstanten. Med najtežjimi so bili prvi dnevi plovbe, se spominja. Ob barko so nenehno butali veliki valovi, ki jih je neusmiljeno pošiljalo neurje iz Aljaske. Neke jadrnice, ki so skupaj z nami štartali, so imeli, eni so... Norost je najkrajša pot do sreče, pravi, in to, da je pred 7 leti sledila svojemu srcu in se odpravila v svet, je bila ena najpametnejših odločitev doslej. Življenje na jadrnici ni zgolj za petičneže, zagotavlja. Jadrnice so dosti bolj poceni kot hiše, položnic ni, elektriko si sam delaš, vodo si sam nabiraš in pa res potrebuješ zelo, zelo malo, ne. Tako da moje življenje na kopnem je stalo 3-krat toliko kot moje življenje zdaj, ko sem na jadrnici. A Trieste, anche dal punto di vista bellico. Sì. Ci racconti brevemente i tuoi inizi? Sì, io velicamente ho cominciato a Sistiana nel mio circolo velico Ciupa, ho fatto un po' di Optimist, dopo ho fatto tavola a vela, dopo sono diventata istruttrice FIV e ho fatto più o meno 10 anni di scuola a vela. Facevo anche l'insegnante, ho fatto diciamo un po' una vita, ho lavorato e studiato in Slovenia, a Ljubljana e a Capodistria, però dopo sono partita e ho lasciato tutto da parte e ho cominciato un'altra vita. A quanti anni hai deciso che Trieste, Sistiana e l'Italia ti stava stretta e volevi andare altrove? Diciamo che era comunque un po' tardi perché le gente che ho incontrato in giro erano in genere molto più giovani di me. Io l'ho fatto a 29 anni. 29 anni, ma quando hai iniziato a maturare questa... C'è sempre stato oppure c'è stato un momento in cui è proprio... No, io avevo sempre questo... voglia di viaggiare, diciamo, almeno una volta all'anno dovevo andare da qualche parte e di solito andavo da sola, sempre col mio zaino, una volta a Cuba, una volta a Marocco, così. Dopo a un certo punto ho detto ma non voglio fare un lavoro tutto l'anno e fare 2 settimane di ferie, voglio fare le ferie tutto l'anno e 2 settimane di lavoro. Penso che tanti ti invidiano, però non è una scelta facile, penso, no. Prendere, e neanche magari uno parte con l'idea che sia definitiva. Com'è stato l'approccio? Hai lasciato Trieste per andare dove? Sì, no, io comunque non era l'idea di andarmene per sempre, comunque pensavo di fare un anno sabbatico. Volevo cambiare vita ma non ero convinta in che modo, se non sarò insegnante cosa sarò, cosa farò nella vita. Sapevo di voler viaggiare, però il mio inglese era terribile, allora ho detto, prima cosa devo imparare l'inglese, allora sono andata in Australia, via Thailandia, Malesia, Indonesia, così. Io faccio tutto un po' piano, diciamo, ci ho messo 4 mesi ad arrivare in Australia, però dopo là ho incontrato Rick, il mio attuale compagno, col quale ho imparato l'inglese.